Palau Corsaro sul campo della Lanteri. Vince con 2 reti, passa al comando del girone G di seconda categoria. La formazione gallurese, tra le più accreditate alla vigilia per la vittoria del campionato, colpisce nei momenti decisivi, ad inizio di presa con un'autorete e nel finale di gara grazie all'ex Ilva Barretta, punendo una Lanteri volenterosa ma poco incisiva in avanti. Nel sassarese mister Pino Montes schiera Sanna Solina Schessa Giuseppe, Nieddu primo Chessa Marco Dedola, Glino Nieddu secondo Manca Mura e Latte, in panchina Matta Cagnoni Salis Casu Daga Ciarula e Canalis. Torre Cubedu risponde con Alfonso Cartalo Priaso, Tamponi Averini Farina, Spagnolo Azzena, Barretta Ciaffu e Pisano. In panchina Secchi Nieddu, Murran Cascano, Desini Pisciotto e Maludrotto. Dirige Di Muro di Sassari. Temperatura primaverile, una leggera brezza spira nel campo di via Torralba. Locali maglia gialla, pantaloncini neri. Galluresi maglia bianca, calzoncini verdi. Lanteri proiettata subito in avanti, la prima palla capita a Latte, che cerca di sorprendere Alfonso. Ancora il bravo portiere ospite ci mette i pugni su una conclusione da fuori, poi l'azione sfuma. Solita punizione tagliata di Mura, ma nessuno ribadisce in rete sotto misura. Il Palau non riesce a giocare palla a terra e si affida al gioco aereo. Su un cross dalla destra di Azzena, per un soffio non arriva la deviazione vincente. Nella ripresa i biancoverdi di Cubedu hanno la fortuna di passare al primo vero affondo. Dalla sinistra Farina mette in mezzo un pallone che Solina scorregge nella propria porta, beffando Sanna. Per il sassaresi la partita diventa in salita. Sale la tensione in campo, l'arbitro stenta a contenere il nervosismo da entrambe le parti. In contropiede il Palau potrebbe colpire. Sul passaggio filtrante la segnalazione di fuorigioco salva la difesa di casa. La panchina gallurese contesta la decisione, l'arbitro riporta la calma. Sui calci piazzati la Lanteri le prova tutte, ma Alfonso è sempre attento. Latte prova anche con iniziative personali, la mira non è precisa. Scoppia l'ennesimo parapiglia, qualche eccesso di agonismo in mezzo al campo. Ancora la Lanteri mette palloni in aria, ma manca sempre l'ultimo tocco. Marco Chessa ha già munito di media secondo giallo e nei minuti finali i padroni di casa devono inseguire con un uomo in meno. Negli spazi aperti il Palau chiude la partita con Barretta, che raccoglie una palla vagante e mette la parola fine all'incontro. Il Palau vince e festeggia il primo posto, per la Lanteri una sconfitta amara, la crisi di risultati continua. E chi ha se...